Pordenone Pensa ha ospitato nei giorni scorsi un triplo appuntamento con la fotografia a fare da filo conduttore. Ad aprire la giornata è stata la vernice della mostra dei fotomaniaci, visitabile fino al 15 giugno nelle sale espositive della provincia. Padrino d'eccezione è stato Oliviero Toscani, fotografo noto per le campagne pubblicitarie di Benetton e per avere una certa predisposizione alla provocazione. La provocazione, per esempio, è già una parola che ha così questa connotazione negativa, invece provocare vuol dire provocare un interesse. Se non si provoca un interesse non vedo l'utilità di produrre arte. Ruvido, diretto e ironico, Toscani è stato poi intervistato da Alessandro Darè e Marco Zanussi, due dei fondatori dei Fotomaniaci, con i quali si è espresso sul significato e sullo spirito della fotografia, ma anche sull'importanza della tecnologia. Ogni momento ha le sue tecnologie. Adesso tutti possono fotografare, del resto tutti sanno leggere e scrivere, no? Però sono aumentati il numero dei poeti? No, forse è diminuito. È aumentato il numero degli autori? No, forse è diminuito. Forse perché tutti sanno leggere e scrivere. È la stessa cosa con la fotografia. La serata si è conclusa con il concerto di Remo Anzovino, che ha accompagnato con il suo piano solo una sfilata di immagini.